Professoressa onoraria di filologia germanica, che non ha insegnato soltanto all'Università di Genova, ma a München, Pisa, Lecce, Milano, insomma, ha esperienze non soltanto tedesche ma anche italiane. Ed è nota per importanti studi relativi alla poesia tedesca medievale e in generale alla letteratura germanica dalle origini. Non sto a raccontare che ha partecipato a numerosi convegni, ha scritto importanti riviste, sono elementi che accompagnano la carriera di docenti e veterani del livello della professoressa Conde. Cui dopo, grazie. Allora, grazie per questa. Ringrazio soprattutto di poter parlare qui della figura di Brunilde nella tradizione germanica e nel teatro tedesco contemporaneo. Brunilde è una delle figure centrali della tradizione nibelungica. Il suo personaggio appartiene a diversi filoni della tradizione germanica e trova differenti realizzazioni nei vari testi letterari medievali ispirati alla materia. Autori moderni e contemporanei riprendono questa figura nel contesto della ricezione produttiva della materia nibelungica nelle sue varie forme, la sviluppano ulteriormente, la rimodellano e la collocano in nuovi contesti. Particolarmente interessante è la trasformazione creativa del personaggio nel teatro contemporaneo di lingua tedesca, con riferimenti non solo alla tradizione letteraria medievale, ma anche alla complessa storia della ricezione della materia. Sto cliccando, ma non va. Però clicco a destra come mi ha detto lei. Ecco, allora, ci siamo. Fra i testi medievali che si ispirano alla materia nibelungica, il più importante è il poema eroico Nibelungenlied, Canto dei Nibelunghi, che è già stato menzionato prima nella presentazione. Un poema di autore ignoto composto in alto tedesco medio intorno al 1200. Racconta dell'amore fra Sigfrido e Grimilde, della morte del giovane eroe e della vendetta della sposa che porta all'annientamento dei Burgundi. Sigfrido, figlio del re dei Paesi Bassi, eroe invulnerabile grazie ad un bagno nel sangue di un drago da lui ucciso, ottiene la sorella dei tre re burgundi, Gunther, Gernot e Giselher, in sposa solo dopo aver aiutato Gunther, fingendosi suo vassallo, nella conquista di Brunilde, la fiera e fortissima regina dell'Islanda che sfida i suoi pretendenti in duello mortale. Gunther riesce a vincere Brunilde solo perché Sigfrido, invisibile per la sua cappa magica, si sostituisce al re nella sfida. Nella Regia Burgunda di Worms si celebrano le doppie nozze e nella notte nuziale Gunther deve di nuovo ricorrere all'aiuto di Sigfrido. Dopo 10 anni, in occasione di un contrasto tra le regine sul valore dei rispettivi mariti, Grimilde fa capire a Brunilde che è stato Sigfrido e non Gunther ad unirsi a lei nella notte nuziale. Nonostante l'innocenza di Sigfrido, che aveva domato e legato Brunilde per consegnarla al marito, ma non si era unita a lei, l'onore della regina è offeso. Hagen, potente vassallo e consigliere di Gunther, con inganno sottrae a Grimilde il segreto dell'unico punto in cui Sigfrido è vulnerabile e lo uccide. Dopo molti anni si offre a Grimilde, nel frattempo sposata con il re degli Unni Attila, la possibilità di vendicarsi. Un invito a tradimento dei Burgundi alla corte Unna porterà al loro annientamento. Il Nibelungenlied rappresenta una delle 2 principali varianti della materia alle quali gli autori contemporanei possono ispirarsi per la rielaborazione del materiale tradizionale.
con la regina islandese Brunhilde, una bellissima vergine dai poteri sovrumani che sfida i suoi pretendenti in una gara di vita o di morte. Solo coloro che lottano contro di lei possono conquistarla come moglie. Ma non è Sigfrido, un combattente suo pari, che la corteggia, bensì Gunther, re dei Burgundi, che può vincere la donna solo con l'aiuto ingannevole di Sigfrido. Con la sua sconfitta nella contesa, la regina di Islanda perde la sua indipendenza politica, con la sua verginità, i suoi poteri sovrumani, e nulla ostacola più l'integrazione della donna nella società della corte burgunda. Da questo momento in poi, Brunhilde, che in precedenza aveva governato autonomamente in Islanda come regina legittima, si definisce esclusivamente in base al potere di suo marito, e anni dopo le nozze fra Brunhilde e Gunther e Grimhilde e Sigfrido, quando si arriva alla fatale disputa fra le due regine, questa inizialmente esclusivamente incentrata sull'enfatizzazione del potere e della superiorità del rispettivo marito. Quando la disputa si intensifica e lo scandalo circa il ruolo di Sigfrido nella notte nuziale diventa pubblico, anche la reputazione di Gunther è in gioco e l'umiliazione della regina richiede vendetta. L'ultimo riferimento del poeta a Brunhilde rivela come lei, dopo l'uccisione di Sigfrido, assapora l'esito dell'atto di vendetta. La bella Brunhilde era chiusa nel suo orgoglio, nulla le importava del pianto di Grimhilde. Nell'altra variante principale della materia, rappresentata della letteratura scandinava del Medioevo, principalmente dalla saga dei Völsungi e da una serie di carmi edici, Brunhild è designata per volontà di suo padre come fanciulla di scudo di Odino. Un giorno fa infuriare Odino, perde il suo status di Valchiria e viene bandita nei confini di un muro di fiamme fino a quando non verrà conquistata da Sigurd, che ha assunto la forma di Gunnar. Una variante della storia di Brunhild può essere trovata nel carme eddico Viaggio di Brunhilde verso gli inferi, dove viene raccontato come la donna aveva suscitato l'ira di Odino aiutando Ansgar a configgere Helmgunnar, trasgredendo un suo esplicito divieto. Odino la punisce circondandola con scudi sul campo di battaglia e accendendo un fuoco tutto intorno, creando così un ostacolo impenetrabile per chiunque tranne che per Sigurd. Nella tradizione scandinava, Brunhild e Sigurd sono destinati l'uno per l'altra, poiché Sigurd è l'unico che potrà sconfiggere la Valchiria. Mentre nella saga dei Völsungi, dall'unione fra Sigurd e Brunhild nasce una figlia, altre testimonianze parlano di un rapporto casto fra i due. Nella profezia di Gripir si narra che Sigurd dimentica la sua relazione con Brunhild a causa di una pozione magica preparata dalla madre di Gudrun e se ne ricorda solo dopo aver sposato Gudrun. Devo soffiarmi il naso, scusate, sono un po' raffreddata. No, grazie. La Brunhild della tradizione norrena si distingue in diversi modi dalla Brunhilde del Nibelungenlied. Da un lato ci sono le sue abilità soprannaturali che si esprimono in preveggenze di avvertimento e dall'altro è ritratta come una donna assetata di vendetta per l'amore deluso, che spinge inesorabilmente per l'omicidio di Sigurd. Un'altra differenza è che Brunhild si toglie la vita per potersi riunire con Sigurd nell'aldilà, mentre la Brunhilde della tradizione tedesca viene semplicemente dimenticata nel corso della storia e non ci sono indicazioni circa le circostanze della sua morte.
La rielaborazione della figura di Brunilde nel teatro contemporaneo non è solo debitrice dei testi medievali. Nel XIX secolo sono due le opere che dominano la ricezione produttiva della tradizione nibelungica sul palcoscenico. Nel medium del teatro palato è la trilogia di Nibelungen di Friedrich Hebbel, nel medium del teatro musicale la tetralogia di Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, due opere teatrali che diventeranno importanti modelli per le rielaborazioni drammatiche della materia anche per autori contemporanei. Il Drama di Hebbel di Nibelungen, ein deutsches Trauerspiel in 3 Abteilungen, composta da Der gehörnte Siegfried, Siegfrieds Tod und Kriemhilds Rache, fu rappresentato per la prima volta a Weimar nel 1861 e fa ancora oggi parte del repertorio di molti teatri. Nel suo tentativo di riforgiare il Nibelungenlied in un dramma epocale storico mondiale, Hebbel seguì fedelmente la trama dell'epos medievale. Le sue modifiche riguardano principalmente il ruolo di Brunilde. La Brunilde di Hebbel è, come si evince dal racconto della sua nutrice Frigga, di discendenza divina, inserita nella successione dei sovrani di Isenland per volontà divina. Infatti un vecchio uscendo dalla montagna di fuoco ha consegnato alla nutrice una tavoletta con segni runici e una bambina che viene posta tra le braccia della defunta regina di Isenland al posto della figlia morta. La circostanza che questa bambina può essere battezzata solo con grande difficoltà viene interpretata da Frigga come un segno della discendenza di Brunilde di divinità pagane. L'iscrizione runica annuncia l'avvento del guerriero dalla lama di Baldung, e cioè Sigfrido, predestinato a cavalcare attraverso il lago di fiamme dopo aver sconfitto il drago Fafnir. Ma quando Sigfrido arriva, il lago di fiamme si spegne senza che l'eroe destinato a Brunilde sveli la sua presenza. Sigfrido ha visto la regina di Isenland senza essere stato notato da lei grazie alla cappa magica del nano Alberich che lo aveva reso invisibile. L'eroe decide di non rivelarsi né di corteggiare la regina in quanto il suo cuore non è stato toccato da lei. A seguito del successivo tradimento di Gunther e Sigfrido nei confronti di Brunilde, prima durante la gara di vita o di morte a Isenstein e poi alla corte di Gunther nella notte nuziale, la donna viene privata del suo destino originario, che crede di conoscere attraverso le visioni ispirate da Odino, disporre della conoscenza del segreto della terra e del cosmo e possedere l'immortalità come alta sacerdotessa del destino. Dopo la perdita della verginità è una donna di alto rango sociale, ma niente di più. Ora si definisce attraverso la posizione di suo marito, che crede sia l'uomo più forte e coraggioso del mondo e che ama per questo motivo. Quando l'inganno viene scoperto e Brunilde si rende conto che Sigfrido non solo la disprezza, ma l'ha pure consegnata a Gunther per ottenere in cambio Grimilde, degradandola come merce di scambio, si infuria di rabbia e chiede la sua morte per vendicarsi. Dopo la morte di Sigfrido, Grimilde si rende conto del ruolo che Brunilde ha giocato nell'intrigo dell'omicidio. Dopodiché si parla di Brunilde solo quando Grimilde, che veglia sul marito morto, indirizza la madre che vuole placarla alla cognata. Geh nur hinüber zu Brunhild, sie isst und trinkt und lacht. Vai pure da Brunilde, lei mangia, beve e ride. Brunilde stessa non appare più sul palcoscenico. Il suo comportamento dopo la morte di Sigfrido viene commentato solo dal punto di vista della vedova di Sigfrido, Grimilde. La tetralogia di Wagner, L'Anello del Nibelungo, può essere considerato
l'opera più significativa nell'ambito della ricezione produttiva della materia nibelungica anche al di fuori dell'area linguistica tedesca. Le non poche riscritture del Nibelungenlied del XX e del XXI secolo sono anche almeno parzialmente riscritture dell'opera di Wagner. La trama delle 4 parti des Nibelungen, Rheingold, die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung, fu completato nel 1874 e messa in scena per la prima volta nel 1876 in occasione del primo Festival di Bayreuth. L'azione delle 4 parti si basa in molti tratti sulla tradizione scandinava della materia, in particolare sui carmi edici della sezione eroica. Solo per l'ultima parte, la Götterdämmerung, Wagner riprende singoli motivi significativi del Nibelungenlied, isolandoli dal loro contesto narrativo e ricontestualizzandoli nell'ambito della sua concezione mitologica della tradizione eroica. La figura di Brunilde occupa una posizione centrale nell'opera, fungendo da anello di congiunzione tra il mito degli dei e i miti degli eroi. È una valchiria di discendenza divina, concepita da Wotan con la madre primordiale Erda, che il dio aveva conquistata con la magia dell'amore. Wotan è anche padre di Sigmund e Sieglinde, una coppia umana che entra in un'unione incestuosa dalla quale nasce Sigfrido. Brunilde, sebbene sia la figlia prediletta del dio, viene severamente punita da lui quando, nonostante il suo divieto, aiuta Sigmund nella lotta contro Hunding. Wotan circonda la figlia con un muro di fiamme e la fa sprofondare in un sonno profondo dal quale può essere svegliata solo da colui che riesce a attraversare il mare di fiamme. Con il suo risveglio, Brunilde diventa umana ed è ora in grado di amare. Non ci sono precedenti nelle fonti medievali per la procreazione di Brunilde con la madre primordiale Erda, mentre la disobbedienza della Valchiria, la punizione da parte del padre, la prova del fuoco per il pretendente e il risveglio dal sonno da parte di un eroe impavido sono tratti già presenti nella tradizione nordica. Ulteriori elementi della tradizione scandinava riguardano la pozione magica, che fa dimenticare a Sigfrido il suo legame con Brunilde, l'inganno di Sigfrido, che ha assunto l'aspetto di Gunther per conquistare per lui la donna, e la sottrazione forzata dell'anello, infine la vendetta mortale di Brunilde su Sigfrido. Wagner trasferisce il tradimento del segreto della vulnerabilità di Sigfrido da Grimhilde a Brunilde. Solo lei sa che la schiena di Sigfrido è stata esclusa dalla sua magia che lo ha reso invulnerabile e ora usa questa circostanza per vendicarsi del tradimento di Sigfrido, svelando il segreto al suo assassino Hagen. Il momento del soffiare. Ho studiato la figura di Brunilde nel teatro contemporaneo di lingua tedesca sulla base di opere teatrali del nuovo millennio che sono elencate lì sullo slide. In questa sede, per motivi di tempo, mi soffermerò solo sulle opere di Helmut Krauser, di Moritz Rinke e di Irene Diviak, opere che considero essere particolarmente significative per evidenziare le potenzialità della figura di Brunilde nel teatro contemporaneo. Al centro della mia indagine sta la trasformazione del personaggio da parte dei singoli autori rispetto ai loro modelli, l'analisi delle differenze nel rapporto di Brunilde con gli altri principali protagonisti della tradizione nibelungica e la valutazione degli effetti di questi cambiamenti sulla concezione complessiva di queste opere teatrali.
Particolarmente significativa è, a mio avviso, la diversa strutturazione operata dagli autori del rapporto tra Brunilde e Sigfrido, tra Brunilde e Grimhilde e tra Brunilde e Hagen. Ladies First. Già il titolo dell'opera teatrale di Irene Diviak del 2016 di Isländerin, la donna islandese, può essere inteso come un segnale per il ruolo centrale di Brunilde. In questo adattamento teatrale della materia nibelungica, gli avvenimenti della prima parte del Nibelungenlied, dedicata alla morte di Sigfrido, sono presentati dal punto di vista dei principali personaggi femminili. In 14 scene viene portato sul palcoscenico ciò che accade dall'arrivo di Brunilde a Worms fino alla sua decisione di tornare in Islanda dopo la morte di Sigfrido. Il personale è limitato a Brunilde, a Grimhilde e alla madre di lei, Ute. L'azione si svolge in un'unica stanza, la stanza della Torre delle Donne, da cui si aprono porte ad altre stanze della residenza burgunda. Lo spettatore viene a conoscenza delle azioni degli uomini solo indirettamente, in parte attraverso l'interazione delle donne fra di loro, in parte attraverso i loro monologhi. Brunilde, una donna indipendente e autonoma, sovrana dell'Islanda, ha perso la sua indipendenza politica senza alcuna colpa a causa della gara fraudolenta in Islanda. Da regina di sua grazia è diventata moglie del re Gunther senza potere. Alla corte reale dei Burgundi è inizialmente la straniera che viene accolta con rifiuto e pregiudizio dalla madre del re Ute. Brunilde supporta le umiliazioni iniziali con un atteggiamento regale. All'inizio non ha nulla da opporre alle ostilità di Ute, ma quando quest'ultima la accusa di desiderare Sigfrido e di volerlo sottrarre a Grimhilde, lei insiste sull'assurdità di tale accusa, evidenziando tra l'altro la differenza di rango fra Gunther e Sigfrido. Sigfrido stesso le avrebbe detto di essere al servizio di Gunther, mentre lei sarebbe destinata al re. Dal monologo di Grimhilde il giorno dopo la notte di nozze di Gunther e Brunilde, lo spettatore viene a sapere che Sigfrido durante la notte ha violentato Brunilde ubriaca per farla sottomettere a Gunther. Sigfrido, confrontato da Grimhilde, prima cerca di giustificarsi dicendo che avrebbe agito per compassione per Brunilde e per aiutare Gunther, ma quando non riesce a placare Grimhilde, con questa spiegazione viene preso dalla collera e la picchia. Infine regala alla moglie la cintura che aveva sottratto a Brunilde come prova che questa conquista per lui non conta nulla. Dopo aver sposato Gunther, Brunilde cerca di compensare la perdita della sua posizione sociale e politica a seguito dell'abbandono dell'Islanda, di reprimere i suoi desideri personali e di ridefinire il suo ruolo di moglie del sovrano. Il suo comportamento esemplare ha evidenti conseguenze politiche. La popolarità di Brunilde presso il popolo ha consolidato il potere di Gunther come re. Il debole sovrano burgundo, disprezzato dalla madre e dalla sorella, gode ora della massima stima tra i suoi sudditi grazie alla condotta della sua regina. La capacità di adattarsi alle nuove circostanze della vita senza perdere la sua dignità è particolarmente evidente nel modo in cui Brunilde tratta il libro di Burgundia, che trasmette i valori e i diritti fondamentali e la cultura del popolo burgundo. Attraverso uno scrupoloso studio da autodidatta, Brunilde acquisisce le conoscenze che le consentiranno di esercitare i suoi diritti e doveri nel regno. Dopo la sua integrazione, ora si considera la funzionaria suprema del regno
e come regina considera il libro di Burgundia, cioè l'applicazione delle norme e delle leggi in vigore nel regno, come la sua professione, anche se ben consapevole che la sua posizione di regina, sposa del sovrano burgundo, è diversa da quello che aveva come la sovrana islandese. Il modo in cui analizza il libro di Burgundia è espressione della trasformazione che Brunilde ha subito dal suo arrivo alla corte di Gunther. Da straniera che non conosce né la lingua né le leggi e le regole di condotta del suo nuovo ambiente e che viene accolta con pregiudizio dalla suocera, si è trasformata in una donna consapevole del suo ruolo politico e sociale. Vengono così gettate le basi del conflitto con Grimhilde. Il libro di Burgundia stabilisce, tra l'altro, che il diritto di passaggio appartiene alla regina senza eccezioni e l'insistenza in questo diritto da parte di Brunilde in occasione di una contesa di rango spinge Grimhilde a svegliare alla cognata il tradimento della prima notte di nozze, mettendo così in moto il tragico corso degli eventi successivi. Grimhilde presenta trionfalmente la cintura di Brunilde per dimostrare che Sigfrido è superiore a Gunther in tutto, motivo per cui lei deve essere considerata la donna di rango più alto. Dopo questa scena, Brunilde si presenta in un lungo monologo con riferimento al libro di Burgundia come accusatrice e allo stesso tempo come giudice, come risarcimento per la violazione del suo onore di regina e moglie. Esige da Grimhilde quello che considera il bene più prezioso di sua cognata, suo marito. Accusa Sigfrido di aver nascosto la sua identità, di aver violentato la regina e di aver derubato il re in quanto si era impossessato della cintura della regina, simbolo per la verginità, che era stata già garantita contrattualmente a Gunther. Per queste violazioni delle norme del libro di Burgundia, Brunilde richiede inesorabilmente la morte di Sigfrido. Nella sua funzione di regina emana la sentenza di morte e chiede immediati preparativi per l'uccisione. Ma alla fine, dopo la morte di Sigfrido, Brunilde è l'unica a piangerlo, mentre Grimhilde non ha lacrime per lui. E ora, rendendosi conto che Grimhilde l'ha manipolata per vendicarsi del marito violento e che il re burgundo regno burgundo è destinato a crollare, Brunilde decide di tornare in Islanda. Nell'opera di Diviak, Brunilde è l'unico personaggio che risponde in modo appropriato alle varie sfide del destino. Diversamente dai modelli letterari, la richiesta della morte di Sigfrido è determinata unicamente dall'ordinamento giuridico codificato nel libro di Burgundia e non dalla sete di vendetta. Alla fine, quando si rende conto di essere stata tradita non solo dagli uomini, ma anche da Grimhilde, prende risolutamente in mano il suo destino, rinunciando alla sua posizione duramente guadagnata nel rigido sistema sociale del regno burgundo. Lascia la sua vita di regina senza vero potere nel regno dei Burgundi per tornare nella sua patria dove dominano le donne, per riconquistare così l'indipendenza persa dall'inganno iniziale degli uomini. Nell'opera teatrale del 2002 di Helmut Krauser, Unser Lied, Gesang vom Untergang Burgunds, Nibelungendestillat, cioè la nostra canzone, canto del tramonto dei Burgundi, distillato nibelungico, che incentrata sulla vendetta di Hagen contro la casa reale burgunda per le ingiustizie commesse contro di lui in gioventù, la figura di Brunilde appare trasformata con caratteristiche nuove e significative e le sue relazioni con gli altri personaggi, in particolare la sua relazione con Hagen, si discostano a tratti notevolmente dalle costellazioni tradizionali.
Brunilde diventa lo strumento di Hagen per mettere in moto il suo atto di vendetta. Si reca alla corte di Worms di propria volontà, dopo che il fratello di Hagen l'ha corteggiata per Re Gunther. È così attratta da Hagen, di cui le ha parlato suo fratello, che lascia spontaneamente l'Islanda, anche se in realtà non vuole sapere nulla di Gunther. Persuasa da Hagen, accetta finalmente di sposare Gunther, ma si rifiuta di concedersi al marito mentre intrattiene rapporti sessuali con Hagen al fine di concepire con lui un bambino da far passare come figlio del re. È quindi Brunilde che, istigata da Hagen, tradisce Gunther, diversamente dal suo ruolo tradizionale di donna ingannata. Quando il piano fallisce, in quanto la regina non rimane incinta, incolpa Hagen, accusando la qualità del suo sperma. Il tuo seme è freddo come quello del diavolo. Come nel Nibelungenlied, anche in Unser Lied, Brunilde viene sopraffatta nella notte nuziale solo con l'aiuto di Sigfrido, ma qui non con l'inganno, bensì con la forza bruta. Mentre Sigfrido la tiene ferma, viene brutalmente violentata da Gunther. Sebbene Brunilde si senta profondamente umiliata dallo stupro di Gunther, dall'oscena complicità di Sigfrido e dalla provocazione di Grimilde che non nasconde di essere a conoscenza di quanto accaduto, non spinge direttamente per l'omicidio di Sigfrido dopo la disputa tra le regine sul proprio rango e su quello dei rispettivi mariti. È solo in un secondo momento che approva la decisione di Gunther di eliminare Sigfrido, poiché potrebbe rappresentare una minaccia per la posizione sociale del re e quindi anche per quella della regina. Per il resto sembra in gran parte indifferente a Sigfrido e, a differenza della tradizione scandinava, non ci sono indizi per una possibile relazione precedente tra i due. Brunilde riappare sulla scena solo quando alla corte burgunda si sta discutendo se accettare l'invito di Grimilde alla corte del suo secondo marito, il re degli Unni Attila. La regina mette in guardia i burgundi, sembra sapere quale sarà il loro destino se accetteranno l'invito, e cerca invano di dissuaderli dal farlo, una chiara eco della tradizione scandinava. Quando cerca di raccontare il suo sogno preveggente, nessuno la ascolta e alla fine la regina viene lasciata sola nella reggia a Worms. È talmente convinta dell'inevitabile annientamento dei Burgundi nella terra degli Unni che si considera vedova prima ancora che i Burgundi siano arrivati a destinazione. Reagisce in modo estremamente pragmatica alla sua nuova situazione e dimostra di essere una donna con talento politico quando cerca la protezione del re degli Ostrogoti Ermanarico sotto forma di un matrimonio che unisca gli interessi di entrambi. La Brunilde di Krausa è una donna autodeterminata e sicura di sé che persegue i suoi obiettivi senza esitazione. Nella sua spietatezza assomiglia a Hagen, ma a differenza di lui non persegue alcun piano specifico di vendetta. Quando lei non riesce a rimanere incinta di Hagen, questi perde l'interesse per lei. Per lui Brunilde è solo un mezzo per raggiungere un fine, e poi questo mezzo per vendicarsi di Gunther con un figlio rifilato non funziona, non ha più bisogno di lei. Da ora in poi nel dramma non c'è più alcun accenno al rapporto fra i due. Nonostante il suo disprezzo per Gunther, la regina viene a patti con il marito e ora il suo interesse è diretto a preservare la reputazione del re e quindi anche la sua. Nell'opera di Krausa, Brunilde è la figura femminile dominante, ma a differenza della Brunilde nel dramma di Diviak, non è al centro dell'azione, nonostante l'indipendenza dimostrata in varie circostanze. E il suo destino è in ultima analisi
determinata dalle figure maschili, soprattutto da Hagen, in misura minore da Gunther e Sigfrido, e non da ultimo, come prospettiva di un possibile futuro, da Ermanarico, con il quale desidera allearsi per assicurare e consolidare la propria posizione sociale e politica. Nella riscrittura di Moritz Rinke del Nibelungenlied e della materia nibelungica in 2 fasi di Nibelungen, con 2 versioni molto diverse, la prima del 2002, la seconda del 2006-2007, Brunilde è l'altra donna forte dell'opera accanto a Grimilde. È ossessionata da Sigfrido fin dall'inizio e la sua tragedia sta nel fatto che Sigfrido solo troppo tardi si rende conto che sono destinati l'uno all'altra, l'uomo più forte e la donna più forte. Il dramma inizia con una scena di incontro in Islanda tra Sigfrido e Brunilde. La donna vuole concedersi all'eroe senza combattere, gli offre la sua cintura, simbolo della sua verginità. Sigfrido, dopo un lungo silenzio, chiede se la cintura offertagli è pesante. Poi dichiara di non poter rimanere e abbandona la scena. Il rifiuto immotivato di Sigfrido di sottomettersi alla volontà degli dei, unendosi alla regina islandese, si rivelerà in seguito la causa di tutti i conflitti successivi, che iniziano con l'inganno nella gara per conquistare Brunilde come sposa per il re Gunther, i successivi dubbi di Sigfrido e il tentativo, in occasione di una festa alla corte di Worms, di stabilire una relazione con Brunilde attraverso il dono simbolico del terzo anello del tesoro dei Nibelunghi, falliscono e non possono più fermare la tragedia. Con la scena iniziale in Islanda, con il primo incontro tra Brunilde e Sigfrido, l'autore si riferisce ad un suo modello dell'età moderna, ovvero la tetralogia di Friedrich Hebel. Ma qui Sigfrido e Brunilde si parlano. Sigfrido non è più un solo osservatore invisibile che si allontana senza svelare la sua presenza. Questa scena è di importanza centrale per il dramma. Rispetto alla prima versione, l'autore espande la scena nella seconda versione in modo tale che l'indifferenza di Sigfrido da un lato e la volontà di Brunilde di unirsi a Sigfrido dall'altro siano espresse più chiaramente, dando così un'indicazione al pubblico che il destino di Sigfrido sarà indissolubilmente legato non solo a Grimilde, bensì anche a Brunilde. Una costellazione che non potrà finire bene a causa della disuguaglianza dell'intensità dei sentimenti dei personaggi coinvolti. Quando i Burgundi arrivano in Islanda, Brunilde è sorpresa che Sigfrido stia tenendo i redini di uno degli altri arrivati, ma crede ancora che l'eroe sia tornato per amor suo e lo saluta senza prestare attenzione a Gunther. E solo quando Sigfrido lega le scarpe al re e sottolinea così di essere un vassallo, inizia a comprendere che non è venuta a conquistare la sua sposa. Questa scena dell'arrivo dei Burgundi in Islanda e della speranza delusa di Brunilde sottolinea l'ossessione fatale della donna per Sigfrido e il conflitto tra lei e Grimilde a causa di Sigfrido appare predestinato e inevitabile. Persino più tardi, prima della fatale notte nuziale, quando la sua compagna Isolde cerca di convincerla a fuggire in Islanda, Brunilde continua a nutrire la speranza di un'unione con Sigfrido, l'uomo che crede di essere predestinato per lei. La convinzione di Brunilde che lei e Sigfrido siano destinati l'uno all'altra si esprime di nuovo anni dopo nella scena di benvenuto durante la visita di Sigfrido e Grimilde alla corte burgunda. Tuttavia, rifiuta il dono di Sigfrido, un anello del tesoro dei Nibelunghi, identico agli anelli che lui e Grimilde indossano, non è interessato a un triangolo amoroso,
e il tentativo di Sigfrido di stabilire una relazione con Brunilde attraverso l'anello fallisce. È solo alla morte di Sigfrido che tra i due si instaura finalmente un legame, così inequivocabile che Grimilde fugge dalla scena profondamente ferita. Ma anche adesso i due non riescono a stare insieme, in quanto Sigfrido non comprende l'intenzione di Brunilde di morire per mano sua per unirsi a lui nella morte. Dopo la morte di Sigfrido, Brunilde fa sentire a Gunther sempre più chiaramente il suo disprezzo. Quando Hagen viene incaricato da Gunther di uccidere la regina per poter prendere una sposa più giovane, Hagen offre a Brunilde la scelta tra una fuga in Islanda o la morte nel rogo sulla nave funeraria di Sigfrido. Lo spettatore viene a conoscenza del suicidio della donna attraverso il rapporto di un messaggero. Nella figura di Brunilde, Rinke sviluppa ulteriormente il ruolo tradizionale della regina di Gunther del Nibelungenlied, non solo integrandola con la tradizione scandinava, ma anche modificandola sulla base di nuove accentuazioni che il personaggio ha subito nel corso della ricezione della materia nel teatro del XIX secolo. Brunilde perde il suo potere e la sua indipendenza politica a causa del comportamento ingannevole degli uomini nell'occasione della gara per la sua conquista, e nonostante i suoi dubbi sul legittimo andamento degli avvenimenti nella competizione, è costretta a seguire il presunto vincitore e lasciare il suo regno. A causa dell'inganno e del successivo stupro nella notte nuziale, perde non solo la sua forza mitica, ma anche la possibilità di un'unione su un piano di parità. Ora non appartiene a un uomo uguale a lei, forte, combattivo, come lei è stata prima, bensì a un uomo debole, presuntuoso, che ha desiderato una donna che non può eguagliare in alcun modo. Ma a differenza della Brunilde del Nibelungenlied, il personaggio di Rinke non può essere facilmente domato. Non nasconde il suo disprezzo per Gunther e al suo arrivo nella Reggia Burgunda dichiara pubblicamente di non voler concedersi al re fino a quando non avrà scoperto il suo segreto. Rifiuta di accettare il ruolo della moglie assoggettata, relegata all'insignificanza. La sua pretesa di un ruolo attivo alla corte reale burgunda si esprime in particolare nel modo in cui affronta la crisi politica in seguito alla rivelazione dell'inganno della notte nuziale. È lei che, al posto del re, presiede la riunione in cui viene deciso l'uccisione di Sigfrido e convince tutti i presenti tranne Giselher alla necessità della sua condanna a morte. In questo modo, da un lato, da donna tradita, si vendica del torto subito, dall'altro, come regina, cerca di limitare i danni all'immagine della monarchia burgunda causati dallo scandalo. Gli uomini vedono Brunilde solo come un oggetto di desiderio, un trofeo. A differenza di Grimilde, che fin dall'inizio percepisce la forza di Brunilde e vede in questa donna del mondo arcaico una speranza per cambiamenti sociali, gli uomini non riconoscono questo potenziale. Brunilde stessa non si interessa dei piani di Grimilde per un cambiamento sociale. La sua energia è concentrata sulla comprensione del motivo per cui Siegfried non l'ha corteggiata, come è avvenuta la vittoria di Gunther nella competizione e quale ruolo Sigfrido gioca nella struttura del potere politico del regno burgundo. Con la consapevolezza mitica che Sigfrido è predestinato a lei dagli dei, non rinuncia alla speranza di un legame con lui fino a poco prima della celebrazione delle nozze e getta al vento tutte le obiezioni della sua compagna Isolde. Non vuole sentir parlare della proposta di Isolde di fuggire in Islanda perché non vuole allontanarsi da Sigfrido. Nella notte nuziale rifiuta Gunther, che non ha nulla da opporre alla forza arcaica della donna,
ed è solo attraverso il rinnovato inganno del re di Sigfrido che perde i suoi poteri magici e anche la sua fede in un legame predestinato dagli dei con Sigfrido. In questo senso rifiuta bruscamente il tentativo di Sigfrido di avvicinarsi a lei emotivamente al suo ritorno alla corte burgundia, nascondendosi dietro le convenzioni cortesi e rifiutando l'anello offertogli. Prende la sua decisione finale quando, invece di fuggire in Islanda, sceglie di togliersi la vita dandosi alle fiamme sulla nave funeraria di Sigfrido e unendosi così con l'uomo amato nella morte. Con la sua decisione priva gli uomini della possibilità di continuare a determinare la sua vita e le permette di conquistare l'indipendenza che aveva come regina di Islanda. Gli esempi qui discussi mostrano solo alcuni dei modi in cui i drammaturghi contemporanei affrontano in modo innovativo la forma tradizionale di Brunilde e la sua trasformazione nel lungo processo di ricezione dal Medioevo ai giorni nostri. Nel teatro di lingua tedesca del XXI secolo c'è spazio per ulteriori trasformazioni creative del personaggio. Dalla donna con forti emozioni, unita con Grimilde nel dolore per la morte dell'uomo amato, nel melodramma del 2002 di Mark Pommerening di Nibelungen, alla Brunilde nella commedia del 2009 di Jon von Düffel, Das Leben des Siegfried, la vita di Sigfrido, che desidera amore e diventa vulnerabile non appena mostra emozioni, alla Brunilde di Nibelungen di Thomas Birkmeier del 2013, che sostiene le azioni di vendetta di Grimilde in solidarietà, alla vedova di Gunther nel dramma Siegfrieds Erben, gli eredi di Sigfrido di Feridun sei moglie e Gunther Seckel del 2018, che regna con orgoglio nonostante il declino nel regno burgundo, sfida il terribile re Unno Attila e infine cade vittima della vendetta della figlia di Grimilde Sigfrido, alla Brunilde della Hildensaga di Ferdinand Schmalz del 2020-2022, che insieme a Grimilde si lancia nella caccia spietata a chi l'ha ingannata, tradita e stuprata, fino alla protagonista del dramma del 2023 di Maria Milisavievich, Brunhild, che si ribella furiosamente contro la circostanza che altri decidano che dovrebbe essere lei, con tutte le sanguinose conseguenze che questa ribellione comporta. In tutti i casi gli autori rivelano nelle loro riscritture un'ottima conoscenza del loro modello centrale, il Nibelungenlied, usando le sue contraddizioni e ambivalenze in modo diverso a seconda delle proprie strategie e dei propri intenti. Il ricorso alla materia eroica comporta il superamento di una distanza non solo temporale, ma anche mentale. Il passato viene consapevolmente collocato nel proprio presente. In un costante dialogo intertestuale con l'epopea dei Nibelunghi, le rielaborazioni teatrali contemporanee aprono una nuova prospettiva sul testo medievale e consentono un dialogo tra l'autore e il pubblico non solo sui processi di ricezione, ma anche sulla tensione tra verità storica e verità poetica, e non da ultimo sulla prospettiva estetica e storica di questa materia che ancora molti secoli dopo le prime rielaborazioni letterarie continua a affascinare il pubblico. E con questo ho finito e ringrazio per la cortese attenzione. Allora, ringrazio la professoressa Händel per averci condotto con perizia in un percorso
sicuramente complesso e non particolarmente vicino usualmente alle conoscenze italiane. Ci sono degli interventi, delle curiosità? Un momento, ce ne sono due. Dunque, domandavo se nel primo dramma citato, quello di Divjak, a cominciare proprio dal titolo Una donna islandese, sia anche presente un implicito messaggio politico, cioè una rivendicazione dell'indipendenza dell'Islanda, che da madre dei regimi scandinavi poi fu subordinata alla Norvegia e riacquistò l'indipendenza solo dopo la seconda guerra mondiale. Cioè, di tutti i drammi citati il primo è forse anche quello più direttamente politico. Domando se è legittima questa interpretazione. Sicuramente non si può escludere questa possibilità, anche se credo, e questo sulla base anche di interviste che ha fatto all'epoca l'autrice con giornalisti, l'intento politico era più la questione della straniera, della donna straniera che viene abusato sessualmente, che arriva in un territorio che dovrebbe essere più civilizzato, perché il libro di Burgundy ha tutte le sue regole, eccetera, ma invece vediamo che c'è stupro, assassinio, eccetera. Quindi, ma secondo me se oggi un teatro ripresenta questo dramma, allora sicuramente si potrebbero fare leggere modifiche a alludere anche a una politica molto più recente, no? Che riguarda l'Islanda. Ma qui penso che al centro è il ruolo della donna straniera, perché praticamente questa Brunilde, contro la sua volontà, non erano magari promesse false come abbiamo oggi, le donne per esempio che vengono portati dall'Europa orientale con la promessa di lavorare magari in un club eccetera, e poi sono ridotti magari alla come si chiama, la prostituzione, ora non mi veniva in mente. Quindi, ma col fatto che questo dramma è molto preciso con i punti, con 3 personaggi, penso che lo spettatore si può fare la sua interpretazione e che è aperto, e questo forse spiega anche che questo dramma poi è stato anche ripreso in altre occasioni. Non era diciamo un Chiara, come si dice Strohfeuer in italiano? Fuoco di palle, perché è una giovane autrice austriaca che in occasione dei Nibelungenfestspiele a Worms ha vinto anche un premio con questo caso. No, ma offre comunque possibilità. Sì, buonasera. Una domanda più che altro per soddisfare la mia curiosità, perché ho visto che nella sua relazione ha citato alcune opere, alcuni drammi riferiti alla storia di Brunilde, e quello che mi ha incuriosito è che sono tutti drammi dopo il 2000, cioè quindi piuttosto recenti. Sì, sì. Quindi le volevo chiedere come mai c'è questa ripresa, qual è la motivazione di una ripresa, attualizzando naturalmente tutte le cose che ha detto, ma di una leggenda molto, molto antica, quindi perché? Comincia con Krauss in particolare e ha un intento politico, quello di pulire la materia da tutto ma si può dire anche proprio del fango che la materia nibelungica ha avuto nell'uso soprattutto durante il Terzo Reich, no? E quindi perché quando Krauss lo cita, perché dice unser Lied, perché
i nazionalsocialisti hanno visto il Nibelungenlied come l'epopea proprio nazionale dei tedeschi, cioè hanno negato che in fondo la tradizione è molto più ampia e l'hanno proprio messo allo stesso livello che le grandi opere greche, no? E quindi Krauss ha cercato proprio con Unser-Lied dire questo è un'eredità che va reinterpretato, che va proprio liberato da tutto l'abuso che è stato fatto nella propaganda nazista. Così parte. È strano che sono proprio nel 2002 all'improvviso 3 autori, no? Uno, l'ultimo che avevo presentato, Rinke, probabilmente inizia con lo stesso intento, ma lui con la sua rielaborazione poi va oltre. Quello che poi successivamente è sempre più al centro è il ruolo della donna. E soprattutto che poi le donne possono essere anche solidali. Ora avevo citato quello di Birkmeier, no? Che proprio così quando ci sono i Burgundi, sono alla corte del re degli Unni, Crimilde vuole vendicarsi, ma le cose vanno un po' male. Allora a un certo punto arriva Brunilde a aiutare e quindi ci sono anche queste ramificazioni, però in tutte queste opere si vede la centralità della figura femminile e mentre nelle opere medievali forse è più la relazione fra Siegfriedo e Crimilde che sta al centro, la vera figura tragica è in fondo Brunilde perché viene rubata e privata della sua indipendenza, mentre Crimilde è meno interessante perché Crimilde cosa succede? Perde l'amore amato, questo può succedere a tutti, ma Brunilde viene praticamente distrutta e quindi questo sta un po' al centro. Però l'inizio è sicuramente quello di rendere un po', di far vedere che potenzialità hanno queste opere, soprattutto il Nibelungenlied, e che si tratta in fondo di argomenti continui, umani, cioè l'amore, il tradimento, eccetera, e non l'abuso politico, la propaganda politica. Quindi il tentativo sicuramente a fare un po' di pulizia intorno a queste storie. Di alten Meeren, no? Perché il Nibelungenlied comincia "Uns ist in alten Meeren wundersviel gesät von Helden, Lobbebeeren", eccetera, no? Parlano delle vecchie storie, ma con le vecchie storie questo fanno vedere gli autori moderni anche, si può riconoscere anche, possono riconoscere anche le problematiche del presente. Grazie. Io non avevo la minima idea che ci fosse una tale attenzione al personaggio di Brunilde nel teatro tedesco contemporaneo, per mia ignoranza. 2 domande. La prima si collega all'ultima che è stata fatta. Tu sei passata dall'800, Wagner e Hebel, al nuovo millennio. Nel Novecento che è successo? Si ritrae. Questa è la prima domanda. La seconda è un pochino più complessa e penso all'Ottocento. Bene o male, grosso modo tutti sappiamo,
pensiamo perché la questione dei Nibelunghi, la vicenda dei Nibelunghi interessava Wagner e che funzione Wagner ha attribuito alla messa in scena di questa vicenda. La domanda che ti farei è: che cosa si proponeva di fare Hebbel? Tu hai parlato di due modelli, al di là della diversa gestione, come dire, del plot, della vicenda, della storia, dei rapporti fra i personaggi. Che funzione attribuiva Hebbel alla ripresa di questa tematica? Una funzione diversa da quella di Wagner, cioè la domanda sostanzialmente è: perché mettere in scena questo? E la stessa domanda in fondo che vale anche per tutti gli autori, i testi di questo millennio. È rimasto implicito nel tuo discorso, però è venuto fuori: il personaggio di Brunilde parla alle donne di questo millennio. Ecco, su questo il perché riprendere la vicenda di Brunilde con tutte le sue ramificazioni, forse è una domanda a cui puoi rispondere. Sì, non so se posso rispondere io, perché ogni autore nel suo modo risponde a questo. Secondo me è la tragicità, cioè se pensiamo, non è tanto tempo, soprattutto in Italia, no? Che le donne hanno sempre più voce in capitolo. Non so quando si è cominciato in Italia a votare le donne. E quindi per dire l'interesse a una donna che viene praticamente sottomessa, cioè derubato dalla sua identità, delle sue forze, non lo so, ma devo anche dire, avevo citato la commedia, no? Das Leben des Siegfried, la vita di Sigfrido, che è sul modello la vita di Brian, no? E quindi è un Sigfrido che non è un Sigfrido, ma così come Brian rappresenta, si passa per Cristo, no? In questa commedia Brunilde come si potrebbe dire, si rende quasi ridicola, ma poi ha anche lei la sua tragicità. Secondo me agli autori piace la figura perché ci si può lavorare, è interessante. Però perché il singolo ha scelto Brunilde, non lo so. Cioè è dato questo peso, non so. Manzoni ha scritto I Promessi Sposi perché gli affidava un messaggio, perché gli affidava una funzione. Quella storia nell'Ottocento in Italia aveva un certo significato. La domanda era, e soprattutto riguardo a Hebbel, che funzione storico-culturale Hebbel assegnava alla sua opera che riprendeva i Nibelungen? Questo Wagner lo sappiamo grosso modo, Sì. Hebbel lo ignoro, per questo te lo chiedevo. Hebbel voleva riscrivere la cosa, che poi ha dato questo risalto a Brunilde, non lo so. Secondo me sicuramente non era per forza una reazione. Quello che so è che aveva dedicato alla moglie quest'opera. Però se ha visto nella moglie una Brunilde, quello non lo so. E cos'era l'altra cosa che volevi? No, nel Novecento. Sì, allora, ci sono tantissime cose, ci sono anche romanzi, poesie, c'è di tutto, ma è più un giocare con la materia. Non sono... anche nel XX secolo, per esempio, qui sto pensando a un esempio, si va in parte sulla critica di personaggi che hanno lavorato sul
sul mythos dei Nibelunghi e dall'altro lato rendere le cose un po' ridicole. C'è per esempio un radiodramma, ora non ricordo più il titolo, dove viene riraccontato tutto il Nibelungenlied, però con l'intento di farlo vedere come grande entertainment. E se pensiamo ai Nibelungenfestspiele di Worms, non so se qualcuno di voi è mai stato lì, quello è un grande entertainment, cioè, e qui probabilmente una figura come Brunilde ha successo. Lì i drammi che vengono messi in scena sono in genere fatti su commissione, cioè un autore o due autori vengono coinvolti a preparare il grande colpo di scena dell'anno o di 2 anni dopo. E in questi c'è sempre Brunilde importante e si vede poi anche nei personaggi, cioè nelle persone, negli attori che rappresentano questi personaggi. Non sono mai starlets o qualcosa, ma sono in genere persone, diciamo, centrali, importanti. Quindi, a parte Krauser, per esempio, di cui abbiamo parlato, che ha questo intento politico, lui non era sul palcoscenico dei Nibelungenfestspiele di Worms, no? Perché non voleva intrattenere. Altri invece sì. Non ti vedo soddisfatto, Giuseppe, ma va bene. Dovrò forse studiare un po' più di Hebbel, perché non sono una hebbeliana, quindi io l'ho letto in fondo per vedere. Hebbel mi interessava soprattutto perché è un modello, quindi un testo sul quale lavorano poi altri. Se non ci sono altri interventi, mi pare di capire che la figura di Brunilde però sia, come dire, permanente nella tradizione culturale tedesca, quindi non è un recupero così all'improvviso, ma comunque siano presenti questi componenti culturali nel tempo. Ecco perché pensano di recuperare la figura di Brunilde e darle un significato nuovo alla luce della diversa posizione femminile nel mondo, forse. È più interessante che della Crimilde. La Crimilde è lì, vuole il bel, cioè vuole questo bel Siegfriedo perché è biondo, forte, poi anche il tesoro dei Nibelunghi, no? E quindi Brunilde queste cose non importano. Brunilde ci tiene alla sua indipendenza e quando lo perde almeno sta attento al suo status politico-sociale. Bene, ringrazio la professoressa Händel e vi dico che lunedì 2 marzo, sempre alle ore 17, Alberto Diaspro, accademico anche egli, parlerà di percorsi di una irresistibile scienza. Sentiremo. Grazie a tutti, buonasera.